ora Cremona per Cremonese Parma con Massimo Barchesi. Buon pomeriggio dallo stadio Zini, che da oggi si presenta con un nuovo look. È stato riaperto infatti il settore distinti, rimasto chiuso dopo la discesa dei grigiorossi dalla Serie A, ovvero dal 1996. Tra l'altro nuovo Zini dotato di copertura, 4.000 posti in più dunque. Lavori terminati a tempo di record dallo scorso settembre a pochi giorni fa, grazie all'impegno del patron della Cremonese Giovanni Arvedi, che ha impreziosito la sua opera con una iniziativa da rimarcare. L'incasso del settore distinti, che prevede, come detto, 4.000 spettatori, al momento presto saranno anche 6.000, sarà devoluto in beneficenza a tre onlus, tra cui la Fondazione Stefano Borgonovo. Una giornata di festa dunque per i sostenitori della Cremonese, che sperano di vedere la loro squadra battere il Parma, gara tra l'altro molto sentita dalle due tifoserie per un'accesa rivalità alimentata anche dal gemellaggio tra i supporter grigiorossi e quelli della Reggiana. È una partita che si presenta molto interessante, soprattutto per motivi di classifica, visto che è uno scontro diretto per la zona playoff, squadre separate da un solo punto. Parma quinto a quota 33, Cremonese sesta a 32. Parma che si è rinforzato moltissimo sul mercato, 5 gli arrivi: Gazzola, Vacca, Anastasio, Da Cruz e Ciciretti. Quest'ultimo il colpo ad effetto dei Ducali, arrivato dal Benevento ma ancora indisponibile per via di un infortunio che il fantasista sta comunque smaltendo. Torna titolare invece Calaiò dopo 2 mesi di assenza. Allora andiamo alle formazioni con la Cremonese di Attilio Tesser, che giocherà con il 4-3-1-2 come modulo, che prevede davanti al portiere Uicani una linea difensiva formata da Almici, Canini, Clayton, Dos Santos e Renzetti. A centrocampo Arini, Pesce e Cavion. In attacco Piccolo alle spalle di Brighenti e Paoligno. Il Parma 4-3-3, il Parma di Roberto D'Aversa, Frattali in porta, in difesa Mazzocchi, Jacoponi, Di Cesare e Gagliolo. A centrocampo Munari, Scozzarella e Dezzi. In attacco Roberto Insigne, Calaiò e Di Gaudio. Arbitra Nasca Di Bara. 13.000 gli spettatori presenti sugli spalti, 2.000 dei quali giunti dalla vicina Parma. Cremona. Sta crescendo la Cremonese, che ha sfiorato il gol del vantaggio a pochi istanti fa e continua ad attaccare. Ora incomprensione tra Pesce e Paoligno, pallone perso in attacco per la formazione di Attilio Tesser. Poco fa l'occasione, la prima della partita per la Cremonese su azione di Renzetti, pallone basso da parte dell'esterno ex Cesena, pallone che ha attraversato l'intera area di porta. Paoligno ha cercato di allungarsi per la deviazione vincente, non c'è riuscito e dunque pericolo scampato per la difesa del Parma, priva oggi del suo leader Alessandro Lucarelli, che è squalificato. Di Cesare apre il gioco sulla sinistra per Di Gaudio, che più di tanto non può fare, controllo di testa del pallone stesso che poi si perde oltre la linea di fondo campo. Siamo nel corso del 34esimo minuto, Cremonese 0, Parma 0, Empoli. Qui siamo al 39esimo, 0-0 tra Cremonese e Parma. Ora spinge di più la Cremonese, che ha sfiorato il gol del vantaggio qualche istante fa, esattamente al 38esimo. C'è stata una conclusione da fuori di Cavion, bella parata in tuffo di Frattali, che ha spedito il pallone in calcio d'angolo. 13esimo, Frosinone 3, Pro Vercelli 0, Cremona. 13esimo anche a Cremona, 0-0 tra Cremonese e Parma, con il Parma che ha corso un grosso rischio qualche istante fa su cross dalla sinistra di Renzetti. C'è stato un colpo di testa da parte di Brighenti, intervento più che maldestro direi di Gagliolo, che al volo stava per depositare il pallone alle spalle di un esterefatto Frattali. Per sua fortuna il pallone è terminato di poco sul fondo, quindi in calcio d'angolo, sull'angolo battuto da Piccolo. Il raddoppio del Perugia al 12esimo minuto con Cerri, Perugia 2, Virtus Entella 0. A te la linea. Combinazione nel frattempo, Calaiò, Roberto Insigne, conclusione da parte del fratello di Lorenzo, sbagliata da buona posizione, pallone terminato sul fondo. Dicevo dell'altra occasione avuta dalla Cremonese sul calcio d'angolo di Piccolo, colpo di testa di Paoligno che non ha dato forza al pallone che è stato parato da Frattali. Ora siamo al 14esimo della ripresa, Cremonese 0, Parma 0, Empoli. E ritorniamo a Cremona. Occhio alla Cremonese, Paoligno, tiro, miracolo di Frattali, palla gol per la Cremonese che sta spingendo parecchio ora
in questa fase finale della partita. Al 27esimo ha avuto sul destro Paoligno il pallone del vantaggio per la squadra di Attilio Tesser, da distanza ravvicinata non è riuscito ad alzare il pallone, Frattali si è tuffato e ha bloccato la conclusione dell'attaccante brasiliano ex Livorno ed Al-Arabi, e dunque la Cremonese che era andata vicina al gol anche in precedenza, a dir la verità. Al 23esimo in due circostanze Frattali aveva parato le conclusioni da fuori, prima di Arini poi di Castrovilli, che è entrato benissimo in partita, questo giovane classe 97 che è stato il primo acquisto della Cremonese nella scorsa estate. Castrovilli che è arrivato a Cremona in prestito dalla Fiorentina ed è proprio lui a far partire il contropiede, avanza palla al piede Castrovilli, pallone buono in area di rigore, vediamo la conclusione e c'è la deviazione miracolosa ancora sul tiro provato da Cavion. Si è letteralmente immolato un giocatore del Parma che è stato colpito da una violenta pallonata ed ora resta a terra, si riprenderà tra qualche istante. Il pallone che è terminato in fallo laterale, la deviazione decisiva è stata di Mazzocchi, dunque la partita è ferma in questo momento perché c'è l'infortunio al difensore del Parma. Siamo al 29esimo minuto del corso della ripresa, 0-0 tra Cremonese e Parma, la Cremonese che ora sta spingendo sul pedale dell'acceleratore in linea d'Empoli. Torniamo a Cremonese-Parma. È il momento dei cambi, poco fa Baraie per Di Gaudio nel Parma e Scappini per Brighenti nella Cremonese. Ora altra sostituzione nel Parma, è uscito Calaiò ed è entrato Fabio Ceravolo che torna disponibile proprio oggi, aveva giocato l'ultima partita il 21 ottobre scorso, la prima da titolare con il Parma, match giocato contro l'Entella. Il raddoppio dell'Empoli, scusami Massimo Barchesi, siamo al 36esimo, in gol Castagnetti e dunque cambia il parziale al Castellani. Empoli 2, Ternana 1. A te. D'accordo Sarameni, dicevo di Ceravolo che aveva giocato l'ultima partita il 21 ottobre scorso, 28 minuti contro l'Entella prima del grave infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori fino ad oggi, e si ricompone la coppia Ceravolo-Ciciretti nel Parma. Ciciretti che oggi non è disponibile, coppia che ha fatto le fortune nella scorsa stagione del Benevento promosso in Serie A. Vediamo Cremonese, Arini parte il destro centrale, blocca in due tempi il portiere del Parma a Frattali parecchio impegnato nel corso di questa ripresa, una ripresa che ha visto il Parma calare sensibilmente soprattutto dal punto di vista fisico, ma impegnato Uicani anche in questa azione, pallone nel nulla da parte di Mazzocchi, recuperato dallo stesso Uicani che apre una nuova azione per la Cremonese. 9 minuti più recupero al termine della partita con la Cremonese che continua ad attaccare, ma ancora 0-0 il match contro il Parma. Un attimo Saramini perché c'è la Cremonese pericolosamente in attacco, calcio d'angolo per la formazione di Tesser. Andiamo ad Empoli. Torniamo a Cremonese-Parma. Siamo nel corso del 43esimo della ripresa, tra pochi istanti entrerà Scavone, l'ultimo cambio operato dal tecnico del Parma Roberto D'Aversa. Un Parma messo alle corde dalla Cremonese e Frattali è senz'altro il migliore in campo. Ecco la sostituzione, dunque Scavone in campo al posto di Munari, questo è l'ultimo cambio operato da Roberto D'Aversa. Frattali, dicevo, di gran lunga il migliore in campo, si è letteralmente superato. Al 37esimo avevamo dato la linea a Saramini su un calcio d'angolo in favore della Cremonese, ebbene c'è stato un colpo di testa di Scappini ed è stato letteralmente strepitoso Frattali ad alzare il pallone con un colpo di reni sopra la traversa. 30 secondi dopo in realtà sull'azione susseguente da calcio d'angolo c'è stato un gol annullato alla Cremonese. Adarini che era in posizione di fuorigioco ha battuto in maniera vincente la distanza ravvicinata, ma tutto è stato vanificato dalla segnalazione di Margani, il secondo assistente di Nasca. Ammonito Castrovilli per fallo su Dezzi e lo stesso Castrovilli ci ha riprovato nuovamente al 41esimo con una conclusione che si è persa alta sopra la traversa ed è ancora la Cremonese a manovrare sempre con Castrovilli in due su di lui. Il pallone passa, c'è Almici, cross basso di Cesare allontana, recupera Pesce fuori dall'area di rigore, apre il sinistro, Pesce, palo e poi il pallone buono, rete. La Cremonese in vantaggio, ha segnato Cavion sulla respinta del palo dopo leggera deviazione del portiere Frattali sulla conclusione da fuori di Pesce. Ha controllato il pallone Cavion che è stato freddissimo, ha avuto il tempo di controllare il pallone e di battere poi Frattali
che ha capitolato all'89esimo minuto, un gol pesantissimo questo in chiave playoff. Cremonese 1, Parma 0, ha segnato Cavion all'89esimo, linea d'Empoli. Cremonese Parma. Mancano 30 secondi al termine del quinto ed ultimo minuto di recupero concesso dal direttore di gara Nasca. 1-0 in favore della Cremonese, un finale particolarmente nervoso perché il Parma ha provato subito a reagire creando anche un'opportunità su azione di calcio d'angolo. Si era accesa una mischia davanti a Uicani risolta dall'estremo difensore della Cremonese. Ora Clayton Dos Santos spazza con decisione in tribuna nel settore dei distinti e finisce qui la partita. La Cremonese ha battuto il Parma per 1-0, ha deciso all'89esimo Cavion ed è sorpasso dei grigiorossi nei confronti della formazione di Roberto D'Aversa.